Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Non credete a chi chiede soldi per telefono. A Sicilia 24 il racconto è l'anziana che a Catania ha sventato una truffa. Il suo desiderio è creare un'associazione di figli e genitori contro i raggiri. Si continua ad indagare sulla morte a Bagheria di Simona Cinà. Sul corpo della giovane annegata in piscina ci sarà una super perizia tossicologica. Interrogati nuovamente tutti i partecipanti alla festa. 100 indagati per la truffa dei lavori fantasma. La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla frode da 26 milioni di euro sull'ecobonus. Non celebri a Piazza Armerina con il vescovo Gisana. Lettera a Monsignor Renna da parte della vittima di abusi di Don Rugolo. La replica dell'arcivescovo di Catania. La festa di Maria Santissima è un evento ecclesiale che si celebra per un popolo di fedeli. Si chiama Laghetto di Venere, si trova a Pantelleria. Nelle sue acque vulcaniche individuate dagli scienziati le stesse condizioni di miliardi di anni fa, quando ha avuto origine la vita. Scatta domani il ponte più lungo e intenso per il traffico sulle strade. ANAS e Consorzio Autostrade Siciliane segnalano traffico in costante aumento. Calcio in esclusiva ai nostri microfoni parla il difensore del Catania Thiago Casasola. Voglio portare in alto il Catania. Bentrovati, adesso è buona giornata. Partiamo con il nostro telegiornale con il racconto di una signora, si chiama Emanuela, ha 81 anni, l'abbiamo incontrata, è l'anziana che ha sventato diverse truffe e ha fatto arrestare ben 4 malviventi. L'ha incontrata per noi Tonino De Mana. La signora Emanuela, 81 anni, è ormai l'incubo dei truffatori. 3 tentativi, 4 arresti. L'ultimo episodio è costato le manette ad un 51enne napoletano che ha avuto la sfortuna di imbattersi nell'arzilla catanese. L'ignaro truffatore aveva chiesto 8.000 euro e si era presentato a domicilio per riscuotere la somma, trovando però la polizia. Come ha fatto? Presto detto. Perché basta essere un poco sveglie per capire subito che sono dei truffatori. Perché non appena dicono siamo delle forze dell'ordine, una deve capire che non chiedono soldi. È a lieto fine la storia della signora Emanuela. Per altri anziani purtroppo non è così. Ed allora ecco alcuni consigli. Donne o figli, meglio dire, state attenti alle vostre mamme, alle vostre persone anziane, perché è facile fregarli. Dopo aver ricevuto un simbolico Oscar ed una macchinina della polizia, la signora Emanuela ha un progetto. Di fare un'associazione fra i figli e mamme, di aiutare queste persone a farle capire che una truffa non si fanno per telefono e non si chiedono soldi per telefono. Esserci sempre più sicuri insieme. La polizia sottolinea l'importanza delle campagne di prevenzione. L'informazione del resto per il contrastare questa tipologia di reati è veramente l'arma, lo strumento fondamentale. A riguardo vogliamo comunque fare un appello come Polizia di Stato affinché tutti coloro che sappiano di episodi di questa tipologia, di tentativi di truffa, si rivolgano senza alcuna vergogna alle forze dell'ordine. Se ti senti in pericolo, chiama subito il numero unico di emergenza 112. Ci sarà una perizia tossicologica particolare sul corpo di Simona Cinà, morta in piscina a Bagheria, e i carabinieri torneranno a interrogare tutti i partecipanti alla fatale festa di laurea la notte del 2 agosto. Desiree Ferlito. Sulla morte di Simona Cinà la procura di Termini Imerese non vede ancora chiaro. Rimane aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. La magistratura ha deciso di avvalersi della consulenza di un esperto chimico tossicologico. Il dottor Vincenzo Nicolì sarà incaricato di svolgere ulteriori accertamenti sul corpo della ragazza e rilevare eventuali sostanze con effetto stupefacente. L'autopsia ha già svelato che Simona Cinà è deceduta per annegamento, ma resta da chiarire se la ragazza sia finita in piscina e affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o provocate da alcol o droga assunta volontariamente o che qualcuno potrebbe averle fatto ingerire. I dubbi sono tanti. Possibile che nessuno dei partecipanti alla festa di laurea si sia accorto che Simona stava annegando? Anche per questo saranno ascoltati dai carabinieri molti dei presenti alla festa, i 2 fidanzati che avevano organizzato l'evento, chi si è tuffato per riportare la giovane in superficie, chi le ha praticato il massaggio cardiaco e altri ancora.
100 indagati per la truffa dei lavori fantasma. La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla frode da 26 milioni di euro sull'eco bonus. Lorena Dolci. Da un lato c'erano fatture e crediti d'imposta, dall'altra lavori mai realizzati. È il cuore dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha scoperto l'ennesima frode legata alle agevolazioni dell'eco bonus e del bonus facciata, una truffa da 26 milioni di euro. 100 gli indagati tra imprenditori edili, società, amministratori e committenti, a cui nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Secondo gli inquirenti le società avrebbero applicato lo sconto in fattura, emettendo fatture per operazioni fantasma. I crediti d'imposta generati venivano poi ceduti a intermediari finanziari che li trasformavano in denaro contante. Le somme, una volta incassate, venivano distratte: bonifici su conti personali, prelievi in contanti, acquisti di oro o criptovalute, sottoscrizioni di buoni fruttiferi postali. Nella stragrande maggioranza dei casi i soldi transitavano dalle poste. I committenti sarebbero prestati al gioco in cambio anche di piccole somme di denaro. Alcune vicende sono paradossali. A fingere di eseguire lavori per centinaia di migliaia di euro sarebbero stati persino i condomini di case in affitto. 10 le imprese coinvolte, un giro che ha prodotto un danno enorme alle casse dello Stato. A pochi giorni dalle celebrazioni del 15 agosto a Piazza Armerina, la vittima di abusi di Don Rugolo scrive una lettera aperta a Monsignor Luigi Renna chiedendo parole chiare di condanna. Immediata la risposta dell'Arcivescovo di Catania. La festa di Maria Santissima è un evento ecclesiale che si celebra per un popolo di fedeli e mia abitudine è spezzare la parola di Dio col popolo senza alcuna manipolazione. Gerry Italia. Un appello accurato, quello di Antonio Messina, indirizzato a Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. In una lunga lettera Messina esprime preoccupazione per la presenza dell'Alto Prelato il prossimo 15 agosto alla Basilica Cattedrale di Piazza Armerina, dove presiederà la messa solenne insieme al vescovo della diocesi Rosario Gisana. Gisana è imputato per falsa testimonianza, accusato di aver coperto l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in primo e secondo grado per abusi sessuali su minori, tra cui lo stesso Messina. Nella missiva la vittima denuncia un sistema di insabbiamenti e intercettazioni che confermerebbero le coperture e parole offensive pronunciate nei suoi confronti. Messina richiama le dichiarazioni dello stesso Monsignor Renna, che in passato aveva affermato: non ci devono essere dubbi, i vescovi non proteggono nessuno, e chiede coerenza soprattutto alla luce delle aperture verso le persone LGBTQI+ mostrate dal prelato. L'obiettivo è chiaro: evitare che la presenza dell'arcivescovo diventi, anche solo indirettamente, un sostegno a chi è accusato di proteggere i responsabili di abusi. Messina chiede parole nette di condanna, ricordando che il silenzio e l'indifferenza sono anch'essi forme di abuso. Mi aiuti, scrive, a fare sì che non si perpetri ancora l'abuso, che si attua anche con la commissione e l'omissione. Un appello che chiama in causa la responsabilità morale della Chiesa e la dignità delle vittime, che troppo spesso non hanno voce. La replica di Monsignor Renna non si è fatta attendere. In una nota l'arcivescovo ha scritto: pur comprendendo la situazione esposta dal signor Messina, ho accettato l'invito del confratello Rosario perché la celebrazione della festa della Madonna delle Vittorie è un evento ecclesiale che riguarda non solo il pastore ma tutto il popolo di Dio, che ha diritto a una celebrazione serena. In quanto alle parole da dire, conclude l'arcivescovo, ho sempre l'abitudine di commentare un brano della parola di Dio del giorno, senza forzature. Un chiarimento che conferma la presenza dell'Alto Prelato e allo stesso tempo lascia aperta la questione sul tipo di messaggio che sarà pronunciato durante la celebrazione. A Palermo sequestro di 8 immobili e di 1,5 milioni di euro nei confronti di 4 persone indagate in concorso di infedeltà patrimoniale. E adesso andiamo a Pantelleria, dove ha avuto origine la vita, secondo gli scienziati, in una pozza calda con le caratteristiche che un team di ricercatori ha ritrovato in un laghetto proprio di Pantelleria. Andiamo a scoprire questo vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Lorena Dolci. Visto dall'alto un piccolo gioiello color cobalto incastonato nell'isola di Pantelleria, ma dentro le acque turchesi di questo laghetto vulcanico, detto specchio di Venere o bagno dell'acqua, c'è molto di più. Le sue caratteristiche, temperatura di 40 gradi, pH elevato, abbondanza di minerali e microrganismi, sono del tutto simili al cosiddetto brodo primordiale, quell'ambiente liquido che 4 miliardi e mezzo di anni fa fu la culla della vita. Per questo un team di ricercatori italiani, partendo da questa pozza calda, è riuscito a ricreare la genesi della vita.
Noi siamo riusciti ad ottenere l'RNA in presenza anche di un suo componente, un componente base, come noi diciamo una specie di mattone. Se noi mettiamo dei mattoni insieme, noi abbiamo creato un polimero. Lo studio, un'eccellenza tutta italiana delle università della Tuscia e Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il motivo è presto detto: un processo analogo potrebbe essere avvenuto su Marte. I minerali che sono presenti nel lago di Pantelleria, come per esempio la smectite, sono minerali che sono abbondanti in alcuni punti di Marte. Dal passato marziano alla terra primitiva, questi fanghi racchiudono una serie di misteri che il Parco Nazionale di Pantelleria cerca di tutelare. Abbiamo trovato specie nuove di piante, specie nuove di animali, specie rarissime, è letteralmente un altro mondo, è un qualche cosa separato rispetto al mondo normale dove vivono altre leggi. E c'è una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA: un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diverse persone morte. Le operazioni di soccorso dopo il naufragio sono molto complesse. In vista del Ferragosto arrivano le ordinanze dei sindaci per tutelare la tranquillità dei cittadini, soprattutto nei comuni della Riviera, dove la gente organizza la notte falò, grigliate, lasciando tonnellate di immondizia. A Palermo il sindaco Roberto Lagalla ha vietato picnic, fuochi e attendamenti, oltre che nelle spiagge anche all'interno del Parco della Favorita e nella riserva orientata in Monte Pellegrino. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha vietato per Ferragosto l'accensione di fuochi, gli attendamenti, il consumo di alimenti e bevande alcoliche su tutto il litorale, compreso il boschetto della Playa. Scelte analoghe anche ad Agrigento, a Messina, a Cefalù e a Giardini Naxos, mentre a Taormina non ci saranno nuove ordinanze, ma si faranno rispettare quelle già in vigore. Bollino rosso sulle strade siciliane da domani e per tutto il weekend. Il Ferragosto e poi il controesodo caratterizzeranno il traffico nell'isola. Sentiamo Francesco Triolo. Scatta domani il ponte più lungo e intenso per il traffico sulle strade italiane e siciliane. Sia ANAS che Consorzio Autostrade Siciliane segnalano traffico in costante aumento per gli spostamenti di chi lascia le città per trascorrere il Ferragosto nelle località di mare, e poi, immediatamente dopo, c'è il controesodo da affrontare sin dal prossimo weekend. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, per questo fine settimana si attendono 12.210.000 spostamenti di autoveicoli in tutta Italia. Da domani sino a venerdì è preannunciato il bollino rosso e anche le temperature sono destinate a salire con una media di 34-36 gradi in alcune zone della Sicilia. Nell'isola è atteso un aumento del traffico, soprattutto sulle autostrade 19 Palermo-Catania e 29 Palermo-Mazzara del Vallo, sulla 18 Messina-Catania, soprattutto nella zona di Taormina e al Casello di San Gregorio, e sulla A20 tra Milazzo e Messina. Sia ANAS che Autostrade Siciliane hanno chiuso o sospeso oltre l'80% dei cantieri. Previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 15 agosto dalle 7 alle 22, sabato 16 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 17 agosto dalle 7 alle 22. A Messina operativo dal 16 agosto all'8 settembre il piano viario del controesodo con percorsi dedicati per chi deve imbarcarsi ai traghetti delle compagnie private o a quelli di Blue Ferries e la separazione della mobilità dei vacanzieri con quella della città. A Caltagirone domani a Ferragosto si rinnoverà l'atteso spettacolo di luci e colori della Scala Illuminata, chiamata in questa circostanza luminaria dell'apparizione, per ricordare il significativo evento di 453 anni fa con l'apparizione della Vergine a una bambina. Ancora una volta la monumentale Scala di Santa Maria del Monte, 142 gradini decorati con splendide maioliche, si trasformerà in un abbagliante razzo di fuoco, il tutto nel cuore del centro storico di Caltagirone, designato all'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Nuova stagione e nuovo volto alla guida del Teatro Pirandello di Agrigento. La direttrice artistica Roberta Torre presenta un cartellone tra grandi classici, prime nazionali e ospiti di prestigio, con un evento d'apertura ancora top secret. Davide Sardo.
No, prima voi assolutamente. Prima voi. Una stagione ricca di nomi, emozioni e sorprese. Il Teatro Pirandello di Agrigento alza il sipario sulla programmazione 2025-2026, guidata per la prima volta dalla regista Roberta Torre, nuova direttrice artistica dopo le dimissioni di Francesco Bellomo. Si parte il 15 e 16 novembre con un evento misterioso, top secret fino all'ultimo. Poi spazio a Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani, né Il Vedovo, all'Otello di Giorgio Pasotti con drammaturgia di Dacia Maraini, fino a Marisa Laurito, Gianfranco Iannuzzo e Amanda Sandrelli. Non mancheranno gli omaggi a Pirandello, tra cui il piacere dell'onestà e la sagra del Signore della Nave. Soprattutto bisogna in qualche modo collegare poli opposti, quindi l'alto e il basso, la tradizione e la contemporaneità, la possibilità di lavorare con le nuove generazioni, che è fondamentale, quindi la formazione per esempio in un teatro così bello, così importante, in un territorio così ricco di cultura. È giusto che ci sia anche la parte formativa, quella che porterà nuove persone di nuove generazioni a fare teatro un domani, quando avremo bisogno di loro. Una stagione che intreccia grandi classici, novità assolute e spettacoli fuori abbonamento, pronta a trasformare il Pirandello in una crocevia di arte e cultura. Parliamo adesso di musica. Domani sera al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani, nell'ambito della stagione estiva che si chiama Luglio Musicale, l'atteso concerto di Simone Cristicchi. La tappa trapanese fa parte del tour estivo dell'artista Dalle Tenebre alla Luce. Il concerto è in programma alle 21. Laura Spanò. Ho pensato con questo concerto che sarebbe bello poter ripartire da qui, cercando di connettermi alla parte più autentica che è in me e connettere il pubblico a questa frequenza di risveglio, di rinascita, di ricominciamento. Attesa per il concerto di Simone Cristicchi, in programma domani sera alle 21 sul palco del Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani, nell'ambito della stagione del Luglio Musicale trapanese. Il cantautore torna così a incantare il pubblico col nuovo progetto live Dalle Tenebre alla Luce, Summer Tour 2025. Ho camminato così tanto nell'oscurità che ora la luce del giorno non so che effetto fa. La scaletta includerà i brani più amati come Ti regalerò una rosa, Studentessa universitaria, Meno male che c'è Carla Bruni, 7 miliardi di felicità e il recente Quando sarai piccola. Io che ogni giorno rinasco e difendo il mio posto nel mondo e ritrovo un frammento di me in ogni sguardo che incontro, il sorriso che ho perso, il coraggio di crederci ancora. Il Teatro Giuseppe Di Stefano si prepara così ad accogliere una serata dove poesia, suoni e racconti si fonderanno nella magia di un artista che trasforma ogni concerto in una esperienza profonda e coinvolgente. Al semaforo rosso sono io lo sconosciuto a fianco, mentre chiedi al bancone un altro doppio malto. Io cambio casa, cambio l'orizzonte, come cambiano i limiti della mia mente nello specchio. Adesso una pausa e poi il calcio. Vi proporremo in esclusiva l'intervista al difensore del Catania, Casasola. A tra poco. Eccoci al calcio in esclusiva, ai nostri microfoni parla il difensore del Catania Thiago Casasola, che racconta la voglia di fare bene nel prossimo campionato, il suo rapporto già nato con Catania e le qualità del gruppo guidato da Toscano. L'intervista è di Marco Carli. È stato il primo acquisto ufficiale del nuovo Catania. Thiago Casasola, esterno argentino, classe 1995, si è legato ai rossazzurri fino al 2027 con un'opzione per la stagione successiva e parla così del gruppo che sta nascendo. Da quando sono arrivato fino ad ora siamo cresciuti tanto, sono arrivati anche tanti giocatori nuovi, tanti compagni nuovi, quindi piano piano la squadra si sta completando, però penso che siamo una rossa importanti di livello, c'è anche tanta competizione tra di noi, che è quello secondo me la cosa più importante per far sì che un campionato sia
di livello. Personalità e volontà, oltre che buone doti realizzative, di assistman Casasola non si è mai nascosto quando ha parlato degli obiettivi stagionali. Il nostro obiettivo puntare a quello di fare un campionato di vertice, però ci sono tante altre squadre che sicuramente faranno un grande campionato. Mi viene in mente Benevento, Salernitana, c'è sempre la squadra sorpresa, diciamo l'anno scorso è stato il Cerignola che sicuramente si ripeterà, e il Trapani ha fatto una buona squadra, quindi ci sono tante squadre forti di livello, quindi sarà un campionato sicuramente impegnativo. E mentre Pastore discute in campo con Toscano di possibili nuovi acquisti, una punta e un centrocampista, con Casasola parliamo di Ciccerelli, suo compagno anche alla Ternana. Sì, siamo riusciti a farlo rimanere insieme al direttore, scherzi a parte, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere, perché è un giocatore fuori discussione che secondo me farà la differenza. L'ha fatta l'anno scorso, l'ho fatta sempre che ho giocato, ho avuto la fortuna di giocare con lui, ha sempre fatto bene, quindi un ragazzo di un'altra categoria. L'obiettivo finale è sempre quello di fare felici i tifosi. Catanese ti senti fin da subito, perché la gente di Catania ti accoglie sempre a braccia aperte, i tifosi, la gente, appunto, da quando sono arrivato mi hanno sempre trattato di maniera molto molto bella, quindi spero di ripagare in campo, che alla fine è la cosa più importante. Portieri in prima linea nel mercato di Palermo e Trapani, Granati l'hanno trovato, i rosanero lo cercano dopo l'infortunio a Gomis, il Catania cerca 2 rinforzi ma ha la possibilità di attendere. Francesco Triolo. L'infortunio di Gomis ha sparigliato i piani sul mercato del Palermo. Il portiere dovrà rimanere fuori per diverso tempo e quindi c'è la necessità, anzi la priorità, di intervenire subito. Nell'immediato la porta sarà affidata a Francesco Bardi, che giocherà sabato a Cremona in Coppa Italia, ma la società rosanero sta valutando un colpo pesante. In cima alla lista c'è Stefano Turati, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Monza. Anche il Catania guarda all'esordio ufficiale stagionale a Crotone. Di domenica ieri è iniziata la settimana tipo con i nuovi innesti d'Ausilio e Aloi, ma l'attenzione è sempre al mercato. La società sta lavorando in uscita, ma almeno altri 2 elementi saranno inseriti, non subito, magari sfruttando qualche occasione da categoria superiore. A proposito di portieri, al Trapani è arrivato Alex Esposito a titolo definitivo dalla Reggiana, mentre Verna è destinata al Cittadella. Continua a lavorare per rinforzare la squadra del Siracusa, si attende l'ok ufficiale per il trequartista Luan Capanni, svincolato dopo l'anno a Latina, sul quale ha già messo le mani il direttore sportivo Antonello Laneri. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.